Buongiorno, sono Cesare Busetto, sono il vice primo consigliere di Indipendenza Veneta, socio fondatore, come mi piace definirmi. Indipendenza Veneta con questo nuovo assetto sta cercando di dare una forte spinta in avanti al percorso che ci siamo prefissi per raggiungere l'obiettivo del referendum. Sta organizzando una importante festa, mi piace chiamarla festa più che manifestazione, sarà anche una manifestazione, ma mi piace, come diceva Alessio prima, noi abbiamo il sorriso e quindi siamo persone positive, guardiamo avanti serenamente perché ci crediamo. Una festa si terrà a Padova il giorno 23 di marzo, si svolgerà principalmente all'interno del polo fieristico dell'Ente Fiera di Padova e vedrà anche poi una manifestazione lungo le strade cittadine. Sarà una festa perché cercheremo di avvicinare e di farci conoscere per quelli che sono veramente i nostri messaggi positivi. Quindi la credibilità che noi abbiamo a livello politico l'abbiamo anche come per quanto riguarda la nostra cultura, per quanto riguarda la nostra storia, ed è un momento anche di farci conoscere da chi ancora non ha mai sentito parlare, di Indipendenza Veneta in una maniera anche più gioiosa. Quindi ci saranno complessi, ci saranno associazioni storiche identitarie, il programma sarà molto nutrito, ci saranno i sindaci che hanno votato l'ordine del giorno relativo alla 342. Sarà un programma ancora in via di definizione, magari faremo una conferenza stampa una decina di giorni, una settimana prima, per dare il programma definitivo, perché è in divenire quasi ogni giorno, perché mi sta dando una mano ad organizzare questa manifestazione. Un altro importantissimo appuntamento sul quale crediamo veramente molto si terrà nel mese di giugno, la data ancora da definire, e vedrà in una location particolare della Marca Trevisana, vedrà la partecipazione di economisti e giuristi internazionali, accademici che proverranno veramente da tutto il mondo e che si confronteranno sui temi dell'autodeterminazione, sulla possibilità del percorso dell'indipendenza all'interno di alcuni stati europei, avviene anche per la Catalogna, sta avvenendo per la Scozia e anche per il Veneto. E quindi sarà un momento di alto livello per alzare un attimino e per alzare proprio il livello del nostro discorso, per far sì anche di creare un confronto sereno tra persone, diciamo, però non vi voglio svelare alcuni nomi che già hanno dato l'assenso alla partecipazione, però di sicuro sono cattedratici veramente importanti. Un'altra cosa alla quale ci tengo particolarmente è noi abbiamo lavorato in questi giorni per la creazione di una fondazione. Abbiamo sentito la necessità perché molti anche imprenditori ci hanno sollecitato questa iniziativa di dare una possibilità di divulgazione proprio anche della cultura veneta. Quindi abbiamo creato un comitato che è propedeutico poi alla nascita vera e propria della fondazione, che sarà una fondazione regionale. Quindi un comitato che in questo momento parte da ieri, perché abbiamo aperto proprio ieri il conto corrente, proprio per garantire la massima trasparenza in questa raccolta fondi, per garantire la dotazione. Voi sapete, le fondazioni per partire devono avere una dotazione minima, quindi raccoglieremo questi fondi e si chiama appunto Comitato Promotore Fondazione Cultura Politica Veneta. La fondazione appunto promuoverà al proprio interno tutti gli ambiti culturali per far rivivere la forte consapevolezza, far riprendere una consapevolezza, l'orgoglio di essere veneti e della storia veneta. Di questo faccio un ringraziamento particolare al membro della tesoreria Mario Scapolo, Eugenio Mario Scapolo,
che si è occupato e sarà il responsabile di questo comitato, di questa avventura che per noi è veramente molto importante, perché voi sapete che Indipendenza Veneta si sostiene da sé. Se dobbiamo fare dei passi più importanti abbiamo bisogno del sostegno, e questi segnali ci stanno arrivando, mi fanno molto piacere, però sempre proprio perché Indipendenza Veneta vuole continuare nella massima credibilità, lo faremo con la massima trasparenza. Grazie.